Un piano di evasione dal carcere architettato nei minimi dettagli, degno di un film d'azione. Succede nella casa circondariale di Rovigo. È qui che un detenuto ristretto al regime speciale stava pianificando la sua spettacolare fuga. Con l'aiuto di alcuni complici all'esterno dell'istituto di pena, l'uomo avrebbe dovuto scappare a bordo di un elicottero per una successiva fuga all'estero. Tutto questo anche con possibili azioni particolarmente violente. Un piano però scoperto dalla polizia penitenziaria prima che potesse realizzarsi. Tutto inizia quando durante alcuni controlli e perquisizioni all'interno delle celle vengono scoperti dei cellulari legalmente introdotti nella sezione di alta sicurezza e nascosti nelle aree comuni. Dopo il rinvenimento per alcuni detenuti scatta un procedimento penale per accesso indebito di dispositivi idonei alla comunicazione. A quel punto la procura dispone ulteriori approfondimenti investigativi, disponendo accertamenti tecnici sui telefonini sequestrati. I riscontri permettono di portare alla luce il piano di fuga. Il vertice dell'istituto penitenziario predispone quindi un'azione preventiva, bloccando l'evasione. Dell'episodio sono stati informati il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria di Roma, il Provveditorato regionale dell'Amministrazione Penitenziaria di Padova e il prefetto di Rovigo, con una intensificazione della vigilanza esterna al carcere e un rafforzamento dei livelli di sicurezza perimetrale, ma anche di alcuni luoghi sensibili della città.